Come preannunciato è in studio qui con noi Antonio Di Pietro, che ringraziamo per essere tornato. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori. A farci visita. Noi stiamo parlando di economia di difficoltà in questo momento del Paese. La Confindustria ha fatto previsioni drammatiche su quelli che saranno i lavori, i posti di lavoro si andranno a perdere. Lei in questo momento è pessimista? Si sente di essere in qualche misura ottimista? Io e l'Italia dei Valori siamo realisti e responsabili ed è questa la ragione per cui noi abbiamo sempre detto che vogliamo far parte della politica del fare e reclamiamo a gran voce che il governo porti in Parlamento non più provvedimenti che non servono a niente per far fronte all'emergenza, le intercettazioni telefoniche, il testamento biologico, i lodi Alfano quando ne vuoi, ma porti in Parlamento al più presto provvedimenti che riguardano l'occupazione, il lavoro, l'incentivo alle imprese, il rilancio dell'economia, la individuazione di soluzioni positive. Ne cito solo due tanto per iniziare. Una marea di imprese hanno crediti verso gli enti pubblici, comuni, province, regioni, lo Stato. Sono miliardi di euro che hanno già in bilancio come competenze da pagare questi enti pubblici e pagassero, che così questi hanno i soldi per poter fare altro. Ne cito un'altra. Ci sono tante imprese che fanno fattura ma non ricevono il pagamento, però devono pagare le tasse e l'IVA allo Stato e queste le pagassero quando è il momento che ricevono i soldi. Terzo esempio, e queste sono proposte dell'Italia dei Valori, ci sono tante imprese che usufruiscono della legge Marzano, è quella legge che permette alle grandi imprese, quando vanno in crisi, Parmalat, ITR, quando vanno in crisi, di congelare i debiti in modo da rilanciare diciamo così, l'attività. È una cosa giusta, ma se si blocca una grande impresa, si bloccano in via indotta una miriade di imprese, solo in campo tessile, riguarda anche il Veneto, anche il Friuli, Venezia Giulia, anche il nord-est, solo invece sono una miriade di ditte, di fasonisti e quant'altro che lavorano per conto della grande impresa. La grande impresa va messa sotto la legge Marzano e quindi viene tutelata, i suoi debiti vengono congelati, l'attività può conseguire, ma la miriade di migliaia di piccole imprese, di lavoratori che non hanno tutele, vanno tutti in fallimento perché loro non sono coperti. Allora la estensione della legge Marzano. Ecco, 3 proposte. Calde o fresche che l'Italia dei Valori vorrebbe discutere in Parlamento e fosse anche il governo, fosse anche la maggioranza a proporle, noi le voteremmo, come abbiamo fatto con grande responsabilità sul federalismo fiscale, non ci siamo tirati indietro. L'unica forza politica che in quest'anno ha fatto veramente opposizione a Berlusconi, è vero, siamo noi e lo faremo ancora, ma l'unica forza politica che ha votato un provvedimento della maggioranza in quest'anno a favore, siamo noi, abbiamo votato a favore del federalismo fiscale per dimostrare che vogliamo fare gli interessi della collettività, non di bandiera, di destra, sinistra, eccetera. Noi non siamo massimalisti del no, siamo responsabili del fare. Occuparsi delle imprese e occuparsi dei lavoratori, la Marcegaglia ha chiesto soldi veri, sono due cose diverse o sono la stessa cosa? È 2 facce della stessa medaglia, dipende da come se ne vuole occupare il governo e noi per questo lo vogliamo stanare e portare in Parlamento. Le faccio un esempio, vedi, io le do solo uova di giornata. Fiat. La crisi Fiat è terribile, per questa ragione la Fiat ha fatto un accordo con la Chrysler americana. In America pure la Chrysler... Prima del disastro americano però. Prima del disastro americano. Prima, ma va bene anche adesso, il problema è un altro. Perché la Chrysler ha fatto questo accordo? Perché in America, proprio perché c'è la crisi, i macchinoni americani che consumano una macchina al giorno soltanto in benzina, non vanno più bene, allora devono fare macchine più piccole, più contenute, più compatte, più ecologicamente sostenibili e queste la Fiat le sa fare perché dalla 500 in poi la Fiat è maestra in questo. Ha fatto un accordo e prende i soldi dallo Stato per fare, diciamo così, le macchine Fiat in America. Il problema è un altro, la clausola. Se nella clausola c'è scritto, come c'è scritto, che la costruzione di queste macchine si fa in America, rimaniamo cornuti e mazziati, perché salvaguardiamo l'impresa, ma il lavoratore va a casa, perché non ha più lavoro in Italia in quanto i lavori si fa in America. Tradotto, la nostra proposta qual è? Gli incentivi per il rilancio dell'impresa devono essere dati, ma devono essere dati a quelle imprese che non delocalizzano, ma che localizzano il lavoro e rilanciano il lavoro qui. Però parlare di Fiat, che c'è gente importante a Torino, è diverso che parlare di impresa a nord-est dove si sa che la dimensione è medio-piccola.
questa è la ragione per cui noi abbiamo detto che la legge Marzano si deve estendere anche alle imprese medio-piccole e che gli incentivi devono essere dati alle imprese medio-piccole con provvedimenti ben specifici, e noi ne abbiamo individuato alcuno. Quando si va in crisi bisogna quantomeno congelare il debito anche per essi, soprattutto con gli enti pubblici. Bisogna fare in modo che essi, quel che sono i loro crediti, li riottengono immediatamente. Bisogna fare in modo che gli incentivi che possono essere dati all'impresa siano incentivi che all'un tempo servono a loro e servono ai lavoratori. Invece di fare la mera disoccupazione, noi abbiamo proposto con una mozione il cosiddetto contratto di solidarietà, vale a dire mettiamo in condizione le imprese di spendere meno per il lavoratore, ma non semplicemente licenziando, bensì mettendoli in condizione di far fare meno ore di lavoro e intervenendo con i fondi dell'ammortizzazione sociale, intervenendo a favore di quel lavoratore che, si trovandosi decurtato lo stipendio dall'impresa, lo trova reintegrato attraverso gli ammortizzatori sociali. E inutile far finta di niente, amministrative ed europee siamo ampiamente già in campagna elettorale. Quella precedente, quella per le politiche, fu giocata molto sulla sicurezza, sull'immigrazione, a torto o a ragione, a prescindere da chi ha vinto e chi ha perso. Questa campagna elettorale, che ripeto è già avviata, sarà in che misura invece giocata sui temi dell'economia, della crisi americana, dell'occupazione, delle paure che ha la gente di restare senza lavoro, quindi senza i soldi per mangiare? E questo è l'impegno dell'Italia dei Valori. L'impegno dell'Italia dei Valori è, in questo momento, in questo contesto politico, di mettere al primo posto l'occupazione, il lavoro e il rilancio soprattutto della piccola e media impresa e la tutela di questo settore. Non v'è dubbio che molto spesso viene spostata l'attenzione, e io su questo invito il Governo, invito a fare il proprio dovere ed invito i cittadini a riflettere. In Parlamento, settimana prossima, lunedì, quando torniamo, in una Camera si deve discutere di intercettazione telefonica, in un'altra Camera si deve discutere di testamento biologico. Ma lo fate dire alla Di Pietrese, ma chi se ne frega? Lasciatele stare come stanno. Uno, lasciatelo vivere dignitosamente e morire dignitosamente quando ritiene di non farcela più. Lasciatelo, diciamo così, lasciate fare i magistrati il loro dovere. Occupiamo il Parlamento di cose più serie in questo momento e più importante, con tutto il rispetto per quegli altri temi, l'occupazione e il lavoro. Questo, ho l'impressione che anche in questa campagna elettorale alcune forze politiche, a cominciare dal governo, venderanno un fumo di quel che faranno senza rendersi conto invece che in questo momento bisogna dare risposte per quel che si è fatto. E in questi anni si è perso un anno di tempo rispetto a questa crisi, perché tutte le istituzioni e le forze politiche sono state impegnate in ben altro. Faccio un esempio per la Lega. Lo dico ai tanti elettori che si sono lasciati attrarre da quella realtà. Esistono due leghe. La Lega del sabato e domenica e la Lega della settimana. Quella del sabato e domenica va nelle piazze e nelle città qui nel nord a ridirvi che hanno fatto. Quella dell'infrasettimana va lì, ha votato il federalismo. Quella è un'altra storia, mo ci arrivo. Quella è un'altra storia. Va lì e dice Reggio Calabria, città metropolitana, Catania ha bisogno di soldi? Ecco, glieli diamo noi. Ma perché ha bisogno di soldi Catania? Perché quello, invece di fare il sindaco, ha fatto il medico, estetista del Presidente del Consiglio. A Roma c'è bisogno di mandare soldi e così via. C'è una Lega, cioè, che in realtà svende un impegno che noi contestiamo. C'è un'altra Lega che noi rispettiamo. Vedete? C'è anche una Lega che rispettiamo, che è quella che sta cercando di trovare un punto di dialogo e di responsabilità tra le amministrazioni locali e il territorio. Quella Lega non solo noi diciamo che fa bene a fare quell'impegno, il federalismo fiscale, ma l'Italia dei Valori ha contribuito a fare in modo che nel federalismo fiscale ci fosse una soluzione giusta e si è assunta la responsabilità insieme alla Lega di votarla. Quindi, come vede, noi dell'Italia dei Valori non mettiamo al primo posto l'appartenenza ideologica, anche perché noi ci siamo stufati di essere chiamati di destra e di sinistra. La gente vuol sapere a fine mese chi gli dà una mano, arrivare a fine mese. L'Italia dei Valori vuole impegnare quelle poche risorse che ci sono per fare in modo che siano prioritariamente individuate